Buonasera signore e signori, I Make Music 2014, yeah! Benvenuti! Siamo molto felici di essere qui questa sera perché preparatevi a una serata frizzante, emozionante e estremamente gradevole. Gli artisti che si esibiranno su questo palco sono artisti veraci, artisti del territorio, quindi ragazzi che hanno messo del loro talento a vostra disposizione, vanno sostenuti. Quindi gradirei già da subito un fantastico applauso per tutti coloro che si esibiranno. E vai! Molto bene. E attenzione che se non sentirò questo applauso per ogni artista, passo giù e chiamo tutti, Dunque, I Make Music, la parola inglese che magari può essere tradotta facilmente in italiano con io faccio musica. Fantastico. È il sogno di tanti ragazzi, anche di tanti artisti, di poter vivere o comunque di sperimentare la vita musicale su un palco come questo. È il sogno che l'Istituto Musicale ha voluto concedere a tanti suoi studenti che hanno dimostrato talentuosità negli anni, hanno dimostrato di saper dire qualcosa attraverso uno strumento, attraverso in particolare uno strumento che è la voce. I Make Music è infatti un concorso canoro. È stato istituito qualche anno fa, ha dato molti risultati negli anni scorsi. Quest'anno siamo finalmente su un palco degno di questo nome, il palco del Teatro Comunale di Thiene. Quindi ringraziamo anche l'amministrazione comunale per la disponibilità che ha dato di questo spazio straordinario che appunto abbiamo in città. Allora, un palco su cui esibirsi, artisti che sono stati selezionati nel corso dell'estate tramite l'invio di alcune registrazioni e questa sera si esibiranno qui per voi. Abbiamo 3 categorie in concorso: giovanissimi, dai 6 ai 13 anni, cantautori, quindi ragazzi che hanno scritto parole e musica delle canzoni che eseguiranno, e infine interpreti. Sarà una serata piacevole, abbastanza lunga, ma non preoccupatevi perché non ci sarà occasione per annoiarsi. Ecco, i finalisti saranno accompagnati da una super band che ho l'onore di presentarvi già ora. Federico Malaman al basso e arrangiamenti. Graziano Colella alla batteria. Sergio Borgo alla chitarra. E infine Madame Silvia Carta alle tastiere. Siamo davvero felici di avere questa band a disposizione e lo saranno anche i nostri cantanti. Dunque, la serata è organizzata, dicevo, dall'Istituto Musicale Città di Thiene in collaborazione con l'etichetta discografica Almar e al patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Thiene, appunto. Ma quest'anno I Make Music ha qualcosa in più. È una serata che servirà a fare da promo, da preludio, a una manifestazione che per Thiene è veramente importante, ovvero la festa del buon rientro, Welcome Back Party, che si svolgerà domani in città. È nata quindi una sinergia molto bella tra l'Istituto Musicale e l'Ascom di Thiene, che vogliamo ricordare qui, lo ricorderemo anche dopo, porterà quindi musica, arte e molta gioia a tutta la città. Grazie quindi all'Ascom per questa occasione. Chi si esibirà su questo palco verrà valutato attentamente da una commissione artistica, anzi chiamiamola pure commissione d'ascolto, estremamente selezionata. Partiamo dai responsabili e i sostenitori, i fautori, ideatori della manifestazione I Make Music
e i responsabili anche artistici dell'Istituto Musicale Veneto, ovvero il direttore Riccardo Brazzale, che vorrei salutare con un applauso. Il presidente Bruno Grotto, anche a lui un grande applauso. Abbiamo poi due esperte della vocalità, Alice Testa e Claudia Valtinoni. Un contrabbassista, nonché promoter musicale, Lorenzo Conte. Il regista e responsabile artistico della Welcome Back Party, Claudio Sisto. E il direttore della ASCOM, Mandamento di Tiene, Franco Benvegno. Nella commissione d'ascolto partecipa anche in rappresentanza del Comune di Tiene l'assessore Gabriella Strinati. Ora siamo pronti per far partire questa serata di I Make Music e partiamo con la sezione Giovanissimi. Chiamo quindi sul palco il primo artista della serata, Tobia Lanaro. Ecco qui Tobia. Emozionato? Sì, tantissimo. Funziona anche il microfono. Allora, caro Tobia, tu hai scelto una canzone davvero impegnativa e vorrei chiederti cosa hai trovato in questa canzone che ti ha spinto a proporla al pubblico. Intanto il titolo della canzone è? Memory. Tratta dal musical Cats di Andrew Lloyd Webber. Perché hai scelto questa canzone? Beh, prima di tutto mi piace moltissimo il mondo del musical e la canzone che canterò questa sera è appunto tratta da un musical di nome Cats. Questa canzone viene cantata dal personaggio di Grisabella, che è la gatta vecchia della compagnia dei Jellicle. E questa gatta viene respinta per i suoi passati e per il suo aspetto fisico. E lei canta appunto questa canzone per celebrare i ricordi della sua gioventù. Molto bene, Tobia. In bocca al lupo, a te l'onore di rompere il ghiaccio in questa serata. Un bel applauso per Tobia con Memory. Midnight, not a sound from the pavement, as the moon lost her memory. She is smiling alone. In the lamplight, the winter leaf collecting my feet. Let the memory begins to mourn. Memory, all alone in the moonlight. I guess fine that the old days, life was beautiful then. I remember a time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mothers and the street lamp gathers, and soon it will be
mustn't give in. When the dawn comes, tonight will be a memory too. Let the memory live again. Tobia Lanaro. Grazie. Complimenti. Grazie a te, Tobia. Non c'è fortuna, non c'è destino, non c'è sorpresa in me. Non c'è vittoria né aspirazione così importante per me. Non c'è bellezza, frase ad effetto o assoluta verità. Ma c'è un istante nell'universo, attimo eterno, in cui mi sento unica. Queste le parole di una canzone che ci verrà proposta tra qualche istante da Irene Maddalena. Eccola qui. Irene, sei emozionata? Abbastanza. Abbastanza. Dai un altro applauso per Irene. Allora, Irene, cosa ti ha colpito di questa canzone, che è di Chiara Gagliazzo. Gagliazzo? E mi ha colpito le parole molto, ma anche la melodia mi piace molto, mi fa sentire a mio agio. E le parole parlano di questa ragazza, una coppia che risolvono molti problemi insieme molto tranquillamente e che non hanno molti problemi, insomma. Attraverso il dialogo. Due respiri, Irene Maddalena e la super band guidata da Federico Malaman. Non c'è fortuna, non c'è destino, non c'è sorpresa per me, non c'è vittoria né aspirazione così importante per me, non c'è bellezza, frase ad effetto o un'assoluta verità, ma c'è un istante nell'universo, attimo eterno, in cui mi sento unica, perché niente è come te. E me insieme, niente vale quanto te. E me insieme siamo due respiri che vibrano vicini. Oltre il male e il bene, niente come te. E me insieme.
Non serve intento né sacrificio, una tentazione per me. Desiderare, voler sparire, resta un ricordo per me. Non serve dolore, normale attenzione, quella che servo a te. Anche il silenzio che sento dentro quando mi avvolge diventa musica, perché niente come te e me insieme, niente vale quanto te e me insieme. Siamo due respiri che vibrano vicini, oltre il male e il bene, niente come te e me insieme. Dolce ossessione, sole emozione, quella che dedico a te. Non c'è tramonto, non c'è una stella che ti somiglia, che sia così unica. Perché niente come te e me insieme, niente vale quanto te e me insieme. Siamo due respiri che vibrano vicini, oltre il male e il bene, niente come te e me insieme. Tutto è come te e me insieme. Grazie. Irene, grazie. Molto bene. E ora è il momento di chiamare sul palco Giorgia Martini. Eccola qui. Allora, Giorgia ci presenterà una canzone di Norah Jones, artista sofisticata e anche molto particolare. Per una ragazza così giovane viene voglia di chiedere com'è che hai scelto questa canzone. Ho sentito questa canzone in auto con mio padre e la sua dolcezza mi ha colpito e mi sono promessa che una volta l'avrò fatta. Hai capito? Brava! Allora, di Norah Jones, Don't Know Why, cantata da Giorgia Martini. I don't know why I didn't come. I left you by the hours of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand.
I don't know why they come. I feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Giorgia! Grazie. Brava Giorgia! Ancora un interprete della categoria giovanissimi. Si tratta di Gaia Pigato. Prego Gaia, eccola qui. Ciao Gaia, alziamo il microfono. Bene, anche tu giovanissima. Sì. Ci canterai una canzone degli One Direction. Sì. Ah, oh. Finalmente. Allora, una canzone della tua età, peraltro. Perché ti ha colpito questa canzone? Beh, allora, mi piacciono le parole, soprattutto quello, e il significato. E, insomma, Allora, se tu dovessi spiegare al pubblico cosa passa nella tua mente, nel tuo cuore, quando ascolti questa canzone. Oh, Beh. qua andiamo nel delicato, eh. beh, penso alla musica, penso a quello che vorrei fare da grande. Tu vorresti fare il musicista? Sì. Un applauso. È eroica. Evviva! Vuol dire che è possibile, eh? Attenzione, ed è un lavoro, non è un hobby la musica, sappiatelo. Allora, Gaia ci presenterà They Don't Know About Us degli One Direction. People say we shouldn't be together, too young to know about forever. I say they don't know about it, talking about. This love is only getting stronger, so I don't wanna wait any longer. I just wanna tell the world it's your mind, girl. They don't know about it. We do, they don't know about it. I love yous, but I'd be cheap, they only knew that we just be jealous of us. They don't know about it up all night. They don't know I've waited all my life just to find all the is right. Baby, they don't know about, they don't know about us. One touch and I was a believer. Every kiss get a little sweeter. It's getting better, keeps getting better all the time, girl. They don't know about it, we do. They don't know about it, I love you. But I'm between, they only knew that we just be jealous of us. They don't know about it up all night. They don't know I've waited all my life just to find all the right. Baby, they don't know about, they don't know about us. They don't know how special you are. They don't know what you done my heart. They can say anything we want, cause they don't know about us. They don't know how we do best. It's between me and you, our little secret. But I wanna tell them, I wanna tell the world it's your mind, girl. They don't know about it, we do. They don't know about it, I love you. But I bet you if they only knew that we just be jealous of us. They don't know about it up all night. They don't know I've waited all my life just to find all the is right. Baby,
just be jealous of us. They don't know about it hot all night. They don't know I've waited all my life just to find out if this is right. Maybe they don't know about, they don't know about us. They don't know about us. Gaia, Grazie. grazie a te e in bocca al lupo per il tuo futuro. Ecco, come si sente? Bene? Sentite bene? No, è un sì un po' moscio. Si sente bene? Oh là. Un bel applauso al Data Service che ci segue in questa kermesse di canzoni. E li conosceremo meglio più avanti, però ecco, sappiate che siamo seguiti da un service ultra professionale. Allora, abbiamo concluso con Gaia la prima parte relativa ai giovanissimi. Ognuno di loro ha interpretato una canzone, la giuria poi darà le proprie valutazioni. Ci tengo a precisare una cosa. Gli studenti, cantanti allievi, perché lo sono in effetti, che avete ascoltato, non sono allievi soltanto dell'Istituto Musicale Veneto Città di Tiene, giusto perché sia chiaro che Make Music è nato come concorso interno, ma poi è stato aperto a tutto il territorio. Quindi state ascoltando anche artisti, giovani artisti, provenienti da un po' tutta la provincia di Vicenza, e appartenenti a vari filoni di educazione musicale. Quindi un plauso anche agli insegnanti che li stanno preparando e li hanno condotti fino qui. La musica è fatta di tanti aspetti. Nella musica abbiamo coloro che scrivono la musica, coloro che scrivono il testo, coloro che interpretano le canzoni. Esistono dei personaggi che cantano, scrivono e interpretano le loro stesse canzoni, i cantautori. Sono personaggi da tenere d'occhio, peraltro, perché ci mettono la loro faccia, la loro voce, la loro arte, mettono le loro emozioni in campo, creano della musica e quando ci troviamo di fronte a una creatura musicale, signori, io mi inchino e devo veramente con molta emozione presentare intanto il primo di questi artisti che vi farà ascoltare una sua composizione. Si tratta di, scusate, Daniele Carollo. Ecco, finché Daniele... Finché Daniele si prepara con il suo strumento, la chitarra, e poi, giusto, e poi vedrete che non usa soltanto la chitarra, ma è un artista polistrumentista, vero? Sì. Ecco, fantastico. Allora, due parole, perché è giusto che conosciamo anche questi compositori, questi autori, un pochino di più. La canzone che ci presenti, intanto si intitola? Negli occhi di un bambino. È un titolo molto bello, molto poetico, ma perché proprio negli occhi di un bambino? Perché un giorno ero in un posto dove c'erano molti adulti e ho visto un bambino che camminava tra le gambe di questi adulti che guardava in giro. Sono stato colpito dagli occhi di questo bambino e ho provato un po' a guardarci dentro e a vedere ciò che vedevano questi occhi. E mi è parso a vedere il mondo un po' diverso, un po' più vero, più vivo. È una canzone che però vede il mondo, ma vede alcune cose del mondo, no? Sì, dopo che ha visto il mondo, ha visto anche le cose che ci sono nel mondo, e la guerra. Sono entrato un po' nella guerra per dire un po' quello che penso della guerra, che non è
solo una questione di onore, di lottare per la propria patria, per la propria terra, ma ci sono anche altri aspetti nel mondo che magari... Un tema assai attuale purtroppo, e comunque la sincerità, la freschezza degli occhi di un bambino può sicuramente immergerci in un mondo di bellezza e di fantasia, anche per sollevarci da questi temi così crudi quali sono quelli della guerra. Grazie a te Daniele, in bocca al lupo. A voi. Negli occhi di un bambino scoppia una grande guerra, si lotta per la patria, si lotta per la terra, e esce un solo uomo dal volto di mio padre, sta guardando al cielo in cerca di una madre. Negli occhi di un bambino avanza il militare, la bandiera al collo, le medaglie all'onore. Ne esce un ragazzo rubato dall'ardore, e ora che è la sera scopre di dover morire. Negli occhi di un bambino è seduto il generale, canta il suo violino, non ha niente da fare, si ode la preghiera dei suoi uomini distesi. Credevo fosse un gioco, fammi tornare a ieri. Ma sotto un labirinto di grida insanguinate, mille ancora dichiarazioni sottili d'amore. Negli occhi di un soldato, negli occhi di un bambino si chiudono in silenzio a quel dolce suono. Daniele Carollo, cantautore, un onore per noi. In bocca al lupo per il tuo futuro, sai. Ancora un artista che scrive i propri testi e le proprie musiche. Si tratta di Giorgia Pietribiasi, che adesso andiamo a recuperare da qualche parte. Allora, avete visto, Claudio ha
Ciao Giorgia. Qui vicino al microfono. Fantastico. Allora, stavo dicendo, Claudio ha eseguito il suo brano solo con l'accompagnamento della chitarra e con questo strumento straordinario che è il fischio. È stato eroico doppiamente. Giorgia sarà accompagnata ancora una volta dalla super band guidata da Federico, ma cito nuovamente Graziano, Sergio e Silvia. Giorgia. L'amore è uno dei temi importanti delle canzoni. Quella che tu presenti è una canzone d'amore, o meglio, di un amore che è finito sostanzialmente, no? Allora, puoi dirci qualcosa su questa canzone? No. Va bene, leggiamo quello che c'è qui. Allora, perché voi sapete che gli autori, gli artisti, sono dei gran timidoni. Giorgia fa parte della famiglia dei timidoni. È uno scherzo. Allora, dice, ho scelto questa canzone perché tutti nella vita hanno avuto una delusione. Questa canzone è un inno alla libertà e all'indipendenza di noi stessi. Come a dire, dopo una delusione, ciò che resta è la verità di quello che siamo. Giorgia Pietribiasi con... Al mio ritmo ora. Al mio ritmo ora. E ora cammino nella strada, io sicura, e io cammino nella strada, anche se buia e scura, come ogni volta che tu mi hai lasciato da sola, ma non mi lamento, perché vado al mio ritmo ora, ma non mi lamento, perché vado al mio ritmo ora. E mi hai bruciato, mi hai staccato, mi hai strappato tutto fino all'ultimo pezzetto della mia vita, tu mi hai tolto, ma ora libera, ora volo, ora so cantare ancora, ma non mi lamento, perché vado al mio ritmo ora, ma non mi lamento, perché vado al mio ritmo ora. Certo non nego i tuoi baci, mi mancano ancora, e forse gli stessi pensieri ce li hai come allora, ma sono forte, sì, sono forte, e non mi fai più paura. Sì, mi mancherai e ricascherei, ma ormai vado al mio ritmo ora. Ma non mi lamento, perché vado al mio ritmo ora, ma non mi lamento, perché vado al mio ritmo ora. No, non mi lamento, perché vado al mio ritmo ora, ma non mi lamento, perché vado al mio ritmo ora. Grazie. Giorgia Pietribiasi. Grazie, sai.